TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. CGIL ha proclamato per venerdì 12 dicembre uno sciopero generale nazionale. Il settore dei servizi igiene ambientale non aderirà allo sciopero generale in quanto sciopererà mercoledì 10 dicembre a causa del mancato rinnovo del contratto di settore. Il giorno prima, martedì 9 dicembre, alcune sigle sindacali hanno indetto un'assemblea del personale dei servizi di igiene urbana. Di conseguenza, venerdì 12 dicembre i servizi del settore igiene ambientale saranno regolari. Lo rende noto Veritas. Cambiamo argomento. Immigrazione italiana nel Sud America. Un bilancio storiografico e nuove prospettive di ricerca. È il titolo della 3 giorni di studi che ricercatrici e ricercatori dell'Università Ca' Foscari di Venezia, in collaborazione con l'Università Venete, hanno organizzato dal 9 all'11 dicembre nell'Aula Baratto della sede centrale dell'Ateneo veneziano. In apertura del convegno vi sarà un momento dedicato ad Alberto Trentini, il cafoscarino detenuto da oltre un anno in Venezuela. Per l'occasione sarà presente in videocollegamento Beppe Giulietti, coordinatore di Articolo 21, dall'inizio di questa vicenda al fianco della famiglia Trentini. Cambiamo argomento. Nella mattinata del 22 novembre i carabinieri di Portogruaro hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 29enne straniero, in Italia senza fissa dimora, presunto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché l'uomo si sarebbe reso responsabile di plurime cessioni di sostanza stupefacente di tipo eroina reiterate nel tempo in pubbliche vie della zona di Portogruaro e nel San Donatese. Alla luce della gravità dei fatti emersi e al fine di applicare un'efficace misura cautelare per prevenire la reiterazione del reato da parte dell'indagato, che risulta irregolare sul territorio nazionale, sprovvisto di fonti di reddito lecite, nonché gravato da condanne definitive anche per reati in materia di stupefacenti, è stato emesso un provvedimento restrittivo da parte dell'autorità giudiziaria, notificato al 29enne presso la casa circondariale di Rovigo in quanto già detenuto per altra causa. E voltiamo pagina. La città di Milano è un nuovo comune sostenibile. Giovedì 4 dicembre, nella sala conferenze di Villa Herrera, l'amministrazione comunale ha ricevuto la libellula Comuni Sostenibili, in occasione di un'iniziativa dedicata al protagonismo degli enti locali nell'ottica degli obiettivi di Agenda 2030. L'ente entra così nell'associazione che monitora la sostenibilità dei comuni, province e città metropolitane in tutta Italia e li aiuta nella realizzazione dell'Agenda Locale 2030. Si tratta del primo comune della provincia di Venezia ad aderire alla rete dei comuni sostenibili. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.